non ci deve essere nessuna rassegnazione. L'iniziativa del governo francese è tardiva, ma è positiva in questo momento, deve andare in porto. D'altra parte è indispensabile rendersi conto che alla guerra non è possibile rassegnarsi. Io credo che ovunque ci sono più di due persone, in qualsiasi luogo di lavoro o di studio, lì bisogna far sentire la propria voce. Sono momenti cruciali che vanno spesi bene fino in fondo per la causa della pace, perché l'alternativa sarebbe solo la catastrofe per ogni popolo della terra. Da questo punto di vista credo che si debba avere una fiducia ragionata. Ci si è limitati anche da parte del governo italiano ad essere succubi della posizione imperialista degli Stati Uniti, che pretende il controllo dell'aria e il controllo del petrolio e pretende di risolvere con gli eserciti il rapporto fra nord e sud del mondo, fra paesi ricchi e paesi poveri. Quindi o vi è in queste ore l'inizio di una trattativa vera, oppure vi sarà una guerra che noi pacifisti diciamo appunto è una guerra catastrofica, rischia di essere una guerra planetaria. La risoluzione c'è con una trattativa vera, una trattativa che da un lato chieda a Saddam Hussein l'impegno a lasciare il Kuwait e la possibilità di libere elezioni in Kuwait, dall'altro una soluzione che affronti tutti i problemi dell'area mediorientale, senza la soluzione dei quali mai vi sarà una pace stabile in quell'area. La guerra di ora è cominciata il 2 agosto, non è cominciata o comincia in questo momento. Quello che noi cercheremo di impedire fino all'ultimo è che si passi al momento delle armi senza aver esperito tutto. Ma c'è da salvare e da interrompere la guerra che nel Kuwait, che nell'Iraq Saddam conduce giorno dopo giorno. Il non fare nulla significa l'ipocrisia razzista del dimenticare che costui ammazza già adesso ogni giorno il suo popolo. Ecco, questo era il parere, come vedete, articolato di altri esponenti politici dei partiti italiani.